Shinpei Tominaga morto per le lesioni craniche ed encefaliche dopo l'impatto a terra causato dal pugno sferrato dal ventenne di Mareno di Piave. Stamane l'autopsia sul corpo del 56enne. L'avvocato difensore del ventenne non esclude di richiedere il rito abbreviato per il giovanissimo che in carcere continua a dire: vorrei riportare indietro le lancette, pagherò per quello che ho fatto, e chiede notizie dei familiari del 56enne. 5 nuovi agenti di polizia penitenziaria al carcere minorile di Treviso. L'annuncio del sottosegretario alla giustizia Ostellari, ieri la denuncia di una secondino che parlava di situazione critica. Furgone travolge un 14enne in bicicletta, il drammatico incidente a Volpago del Montello, il ragazzino è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Andavano punite l'attacco dell'assessore regionale all'istruzione dopo la promozione delle studentesse veneziane che hanno fatto scena muta alla maturità. Il ministro avvia una verifica sull'operato dei commissari. Si riaccende lo scontro politico a Treviso su Mussolini. Il Consiglio Comunale decreta la cittadinanza onoraria a Matteotti ma non revoca quella a Mussolini e il PD attacca. Domenica l'inaugurazione del monumento al milite ignoto al Sacrario di Nervesa, ospite d'onore Emanuele Filiberto di Savoia, rivolta della Lega al centro-sinistra, insulto alle vittime della Grande Guerra. Pride di Treviso 2024, domani la manifestazione Arcobaleno in città, un evento però sottotono per la mancanza di appoggio del coordinamento LGBT cittadino. A 19 anni appena compiuti, Riccardo Vendramini in giunta a Mansuè, l'assessore più giovane d'Italia, alle medie dice: sognavo già di fare il sindaco. Ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Buonasera. Si è svolta questa mattina l'autopsia sul corpo di Shinpei Tominaga guidata dal medico legale Carlo Moreschi. È arrivata la conferma: l'imprenditore giapponese è morto per le fratture craniche dovute alla caduta dopo il pugno sferrato da Emanuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave. Shinpei Tominaga è morto a causa delle fratture craniche rimediate dopo la caduta a terra nella colluttazione avvenuta sabato notte alle 3:25 circa con il gruppo di 3 ragazzi del Trevigiano: Samuele Battistella, Abdallah Juama e Daniele Wedam. Poco sarebbe cambiato ai fini del reato di cui dovranno rispondere i ragazzi accusati: omicidio preterintenzionale per Samuele Battistella, rissa aggravata per gli altri 2, anche se, come ci ha spiegato l'avvocato difensore di Battistella e di Wedam, anche lo stesso Wedam e Juama potrebbero essere chiamati a rispondere dello stesso reato del suo assistito per concorso morale. Il minimo della pena per l'omicidio preterintenzionale è di 10 anni di reclusione. Ora toccherà al pubblico ministero fare il suo percorso nel processo, senza dimenticare che gli stessi ragazzi il 2 luglio saranno a loro volta a processo per l'aggressione ad Harit Singh, barista di Conegliano, aggredito nel 2022, anche se lo stesso Maccarone, designato dalla famiglia da poco, chiederà un rinvio per studiare anche qui bene le carte. Tornando alla vicenda legata alla morte di Tominaga, Samuele Battistella ha confermato di voler restare in carcere per non dare peso alla famiglia stando ai domiciliari, e attende l'evoluzione degli eventi, mentre non solo la famiglia dell'imprenditore nipponico ma tutta Udine piange per questa morte prematura e assurda. Altre e forse anche definitive verità le diranno i video che confermeranno la ricostruzione dei fatti, arricchita dal particolare dell'applauso ironico di Petrov, che pare non poter avere valenza legale dopo che i ragazzi del Trevigiano erano stati in un primo momento convinti a desistere dal pestaggio da uno degli amici in compagnia di Tominaga. Da lì la seconda carica, costata cara a Shinpei, colpito all'altezza della tempia dal pugno di Battistella, è caduto a terra in maniera violenta, tanto da riportare gravi lesioni. Questa quindi la causa della morte, come stabilito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi. Il medico legale ha sancito questo dopo un'autopsia iniziata nella mattinata del 28 giugno e durata 2 ore e che ha confermato la versione originale dei fatti senza particolari stravolgimenti. Ora la famiglia Tominaga riavrà la salma di Shinpei per celebrare nel migliore dei modi l'ultimo saluto al suo caro, mentre sul fronte processuale comincerà il lungo e tortuoso percorso per gli accusati, con una sola volontà per tutti: giustizia per Tominaga. Abbiamo ascoltato l'avvocato difensore del ventenne Samuele Battistella, che non esclude di chiedere il rito abbreviato per il giovanissimo che in carcere continua a dire: vorrei riportare indietro le lancette dell'orologio. Insieme ai ragazzi farò presente, se ci sono la possibilità di riti alternativi, anzi c'è la possibilità, se è conveniente o meno, andare in un rito alternativo. Potrebbe puntare al rito abbreviato la difesa di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave, che sabato sera ha sferrato il colpo al volto di Shinpei Tominaga, provocandone la caduta che risulterà essere fatale. Un colpo al volto sferrato da un ragazzo senza precedenti nel casello giudiziario, ma non nuovo ad aggressioni di questo tipo. Avrebbe dovuto comparire il prossimo 2 luglio davanti al giudice per una rapina di cui si era reso protagonista nel 2022 a Conegliano ai danni di un barista indiano. L'avvocato Tito
Maccarrone è intenzionato a chiedere il rinvio. Cercherò di chiedere gentilmente un rinvio al Tribunale per potermi studiare e preparare una difesa adeguata. L'esito dell'autopsia e le immagini delle telecamere della zona già acquisite e il racconto di quegli attimi serviranno per completare il quadro istruttorio. Una volta che avremo questi due importantissimi elementi, a quel punto si valuterà. Per Daniele Wedam, l'amico con lui quella sera insieme ad Abdallah Diuma, assistito sempre dall'avvocato Maccarrone, potrebbe profilarsi il concorso in omicidio. La possibilità c'è, la procura potrebbe teoricamente contestarlo. Ecco, penso che su questo la difesa dovrà fare un lavoro adeguato. 2 ore e mezza di colloquio. Ieri in carcere Samuele Battistella è dipinto come un ragazzo impaurito e sotto shock. Nessuno mi ha chiesto quanto tempo dovranno stare in carcere, che cosa rischiano. Nessuno dei due mi ha chiesto una cosa simile. Da subito ha avuto soltanto domande chiedendomi appunto della povera vittima, chi era, perché era Udine, che cosa faceva, e della sua famiglia. A breve l'avvocato incontrerà anche la famiglia di Battistella. Troppo presto per i 2 ragazzi pensare di raggiungere invece quella di Tominaga con una lettera. Mi ha detto se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è consapevole che questo non può avvenire. E anche se non me l'ha detto esplicitamente, se verrà condannato, devo dire il se ovviamente, in quanto ancora tutte le carte non sono sul tavolo, diciamo in questa maniera, pagherà. Ieri la denuncia di un agente della polizia penitenziaria che lamentava una situazione sempre più critica all'interno del carcere minorile di Treviso con sovraffollamento e molto carico di lavoro. Oggi è arrivata da Roma la notizia tanto attesa dall'8 luglio prossimo. 123 nuovi agenti, 53 donne e 70 uomini prenderanno servizio presso gli istituti per minorenni. In Italia a Treviso ne arriveranno 5. Il nuovo contingente rappresenta un'ulteriore risposta alle richieste di personale da parte di un settore del sistema giustizia che per molti anni è stato abbandonato a se stesso, ha detto il sottosegretario, il senatore Andrea Ostellari. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento per la Giustizia minorile, è al lavoro per superare progressivamente tutte le diverse criticità ereditate, migliorare la qualità del trattamento erogato nei confronti dei detenuti e assicurare maggiore sicurezza e dignità a chi presta servizio nei nostri istituti. Siamo a Mogliano con l'operazione Interforze, sgomberata la villetta di Via dei Mille lungo il Terraglio, controlli nel locale dell'ex Meridiano, una situazione che però è destinata a ripetersi, l'amaro commento dell'anziana che da anni vive quasi da reclusa. La casa è chiusa da tanti anni, io vivo qui da sola e ho avuto dei momenti di tanta paura. Vive da anni quasi da reclusa la signora Silvana, residente da sempre di fronte a questa palazzina di Via dei Mille lungo il Terraglio a Mogliano. Edificio sgomberato all'alba di oggi dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale. Una situazione difficile divenuta insostenibile all'inizio della settimana, con risse tra stranieri e l'arresto di un 26enne e di un 46enne di origini tunisine. Oggi l'irruzione e il fermo di altri 2 uomini trovati all'interno dell'edificio da tempo luogo di spaccio, così come all'ex Hotel Meridiana, altro luogo controllato oggi dalle forze dell'ordine. Oggi sono arrivati i carabinieri, 5 macchine di carabinieri, tutta la stradina piena, e dopo hanno invaso anche l'ex Meridiana. Fatti vedere anche là. Però c'è da aver paura. Tanta. Perché a volte tornano? Sì, tornano, e sempre di nuovi. Del resto il cancello della palazzina occupata ad oggi pomeriggio non era ancora chiuso, rendendo l'edificio facile ricovero per sbandati o peggio per spaccio di stupefacenti al riparo da sguardi indiscreti. Per questo la signora Silvana, che da anni la sera d'estate come in inverno si chiude in casa e dopo una certa ora non apre più a nessuno, chiede alle istituzioni che la situazione sia risolta una volta per tutte con il ripristino della legalità in questo tratto importante di Mogliano. Aspetta chi dorme e si batte fra le ore. Sempre? Sempre, quando che segui non so mica. E da quanto tempo sei che convive con questa storia qua? 10-12 anni, e da sola, qua dentro.
Un incidente stradale poco prima dell'ora di pranzo, siamo in via Martignano a Volpago del Montello. Lo scontro tra un furgone e un ragazzo di 14 anni sale alla sua bicicletta che ha subito le conseguenze più gravi. Per questo, a supporto dei sanitari del SUEM 118 accorsi prontamente sul posto, si è alzato in volo anche l'elicottero che ha trasportato il giovane all'ospedale Cafoncello. Le condizioni del 14enne sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. Economia, cambia la governance in edizione, la cassaforte dei Benetton per preparare l'ingresso della terza generazione della famiglia di Ponzano, figli e nipoti dei 4 fondatori, Gilberto, Carlo, Luciano e Giuliana. Nell'ultima assemblea della holding, il 26 giugno, è stato deciso che d'ora in poi il CDA e il suo presidente, Alessandro Benetton, avranno un ruolo più centrale e autonomo rispetto all'assise degli azionisti e potranno esercitare un maggior potere nelle scelte strategiche. Dopo l'annuncio shock di Luciano Benetton nelle scorse settimane sul tradimento dei manager e un bilancio 2023 dell'azienda approvato con un rosso di 230 milioni. Edizione si era detta pronta alla necessaria discontinuità che ha voluto applicare anche al proprio interno. Edizione, va ricordato, interverrà nei prossimi anni per garantire un'iniezione di 260 milioni di euro nella riorganizzazione di Benetton Group. E si riaccende lo scontro politico a Treviso su Mussolini. Il Consiglio Comunale decreta la cittadinanza onoraria a Matteotti ma non revoca quella a Mussolini. Il PD attacca, ennesima occasione persa, la Lega risponde, richiesta anacronistica. Noi riteniamo che questo atto che dato dalla nostra città fosse un atto che appunto sia incompatibile assolutamente con la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti. Abbiamo proposto questa mozione e speravamo sinceramente che da parte della maggioranza si potesse trovare l'unanimità. Mussolini resta cittadino onorario di Treviso. Non passa la mozione presentata al Consiglio Comunale dalla minoranza che già da tempo chiede venga revocata la cittadinanza onoraria al Duce, mentre è stata votata all'unanimità quella a Giacomo Matteotti a 100 anni esatti dalla sua uccisione per mano fascista. Come risale proprio al 1924 il conferimento di cittadino onorario a Mussolini. Abbiamo perso un'occasione, bastava poco, bastava votare tutti insieme e senza rivangare il passato. L'occasione persa non è nel 2024, l'occasione persa è nei 5 anni dove hanno governato e potevano tranquillamente revocarla senza grandi problemi. E se la minoranza parla di un'occasione persa, ora a Treviso, città medaglia d'oro al valor militare per il ruolo svolto durante la Resistenza, la realtà delle due cittadinanze stride, ma la maggioranza le difende parlando di fatto storico. Sono due aspetti completamente diversi. Oggi noi abbiamo voluto dimostrare che la libertà Treviso è grata a chi ha dato la vita per la libertà. Per quanto riguarda Mussolini è un fatto storico e tale deve rimanere. Anche a memoria futura è inutile cancellare simboli, stemmi, perché altrimenti mi verrebbe da fare una battuta: leviamo la cittadinanza a Mussolini, però dovremo per ragion veduta cominciare ad abbattere le opere fatte in quel periodo. Da oggi noi ritenevamo che fosse importante e incompatibile la presenza di Mussolini e di Giacomo Matteotti come cittadini onorari della città. Purtroppo questo non è stato condiviso e noi lo riteniamo assolutamente sbagliato. A Nervesa intanto, dove si alzano i toni per la presenza di uno dei nipoti di Casa Savoia alla cerimonia per l'inaugurazione di un monumento ai caduti all'interno del sacrario militare sul Montello. Sta già sollevando un mare di polemiche la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, uno dei nipoti dell'ultimo re d'Italia, all'inaugurazione di domenica prossima del monumento al milite ignoto all'interno del sacrario militare di Nervesa della Battaglia. Le minoranze in Consiglio Comunale contestano il patrocinio concesso dal sindaco Mara Fontebasso alla cerimonia organizzata dai monarchici della delegazione di Treviso dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Pantheon. Ed è su questa presunta nostalgia monarchica che si poggiano le polemiche delle minoranze che uniscono in questo caso la Lega con le sinistre. Ed è proprio su questo punto che replica l'organizzatore. Il Comune non è organizzatore, ha dato il patrocinio all'inaugurazione di un monumento al sacrario. Per quanto riguarda le polemiche che riguardano l'invitato, diciamo, d'onore, che è Emanuele Filiberto di Savoia, noi siamo contenti della sua presenza perché porta lustro al paese e
perché è un membro della nostra associazione d'Arma, che sono le Guardie d'Onore, e di conseguenza pensiamo che non ci debba essere una polemica su una presenza di una persona che comunque non può pagare colpe eventuali di padri, nonni, bisnonni, eccetera. Poi Trentin diventa ancora più polemico, tirando in ballo la storia e il legame tra Casa Savoia e gli onori ai soldati italiani. Il legame è altissimo, se non indissolubile direi, poiché il monumento più importante per Casa Savoia è il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, che noi conosciamo come Altare della Patria, dove Vittorio Emanuele III ha voluto alla conclusione della Grande Guerra tumulare il Milite Ignoto per dargli la più alta celebrazione che potesse avere a livello nazionale, quindi dedicando al Milite Ignoto lo stesso monumento dedicato al padre della patria. E infine Trentin rimarca la mancanza di cultura storica dell'ex governo di Nervesa a guida leghista. Ex amministrazione che per 20 anni ha dato alla cultura il peso di un consigliere comunale, quando ora il sindaco ha dato il peso di un assessore. Questo fa capire lo spessore di queste persone, che alla cultura non ha mai interessato nulla. Il caso delle studentesse ribelli del liceo Foscarini di Venezia sono state promosse, scatenando la rabbia dell'assessore regionale Elena Donazzan, che ha detto la disobbedienza andrebbe punita. Se la disobbedienza è un valore, sarà la famiglia di quei ragazzi a pensare che questo sia un valore. Per me non lo è. Per me la disobbedienza contro le istituzioni invece è l'inizio di un percorso diverso nella vita. Quello che ti porta ad essere contro le regole, contro le istituzioni, contro le leggi. Questa disobbedienza va punita. Non ha mezzi termini l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Quello adottato dalle ragazze è un comportamento di immaturità. La vicenda, che è diventata ormai un caso nazionale, continua a far discutere. Le studentesse sono state promosse, hanno ottenuto voti finali tra i 71 e i 67 centesimi, una protesta dettata dal voto in greco, secondo loro ingiusto. Così hanno scelto di iniziare quella che hanno definito una battaglia di principio. Hanno letto alla commissione d'esame un testo che spiegava il perché del loro silenzio al colloquio finale. Le studentesse del liceo Foscarini di Venezia stavano pensando di ricorrere al TAR, decisione che avrebbe portato ovviamente ad un provvedimento dei magistrati, ipoteticamente anche sostenere nuovamente la prova sotto accusa. Linda Conchetto, una delle ragazze, ci ha spiegato che lei non farà più nulla. L'obiettivo, dice, lo abbiamo raggiunto, cioè quello di mettere in luce l'ingiustizia che abbiamo subito. Ora penso all'università e a partire, andrò all'estero e mi butterò tutto alle spalle. Per il momento l'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento. Per l'assessore Donazzan qualcosa si sarebbe dovuto fare. Io credo che questo sia stato un atto molto e profondamente sbagliato per tutto ciò che comporta. Queste ragazze troveranno nella vita anche ingiustizie o ingiustizie che loro riterranno tali, anche di non essere valutate secondo quello che loro riterranno essere il merito. Ma le strade allora saranno due: poter cambiare, voler cambiare le cose da dentro nel rispetto delle regole, o voler fare le disobbedienti. I disobbedienti oggi ne abbiamo anche troppi. Allora, secondo quanto appreso dall'ANSA, le strutture del Ministero dell'Istruzione in merito appunto a questa vicenda delle ragazze che hanno fatto scena muta verificheranno se sono stati commessi errori da parte dei commissari. Sempre secondo quanto ha appreso l'ANSA, il direttore generale del Veneto avrebbe già avviato tutte le verifiche del caso. Un gesto, quello delle ragazze, che ha innescato un dibattito evidentemente anche a Treviso. Per la maggior parte dei trevigiani le ragazze avrebbero dovuto cercare invece un riscatto proprio durante l'orale. È la prima volta che succede, è diventato un caso nazionale, è successo a Venezia. Posso chiederti cosa ne pensi di questo gesto? Per me è un perdere in partenza, io non l'avrei fatto. Io semmai mi sarei riscattato all'orale e avrei detto avete sbagliato. Che secondo me hanno sbagliato e devono portare a casa il risultato. Quindi avrebbero dovuto magari riscattarsi all'orale? Sì, sa quante di quelle cose succederanno nella vita? In fase adolescenziale comunque si comincia a dire la propria. Non mi dispiace il fatto che i ragazzi dicano anche loro quello come la pensano, piuttosto che subire e accettare tutto, perché no? Ci sono sempre stati periodi di proteste, no? Dei giovanili, perché no? Lei da papà cosa dice? Ma da papà dico che è sicuramente sbagliato, perché insomma la scuola ti mette in gioco e bisogna stare al gioco. Una scelta che hanno fatto
sapendo che non sarebbero comunque state bocciate. Quindi non è una nota d'orgoglio, non hanno salvato l'orgoglio. Ma sì, hanno salvato l'orgoglio, però poi alla fine ci hanno rimesso, quindi era meglio se lo facevano e facevano magari un altro tipo di protesta. Posso capire che magari è stato un qualcosa di negativo, ho letto che la professoressa a quanto pare avesse dei trascorsi con i professori di quel liceo, quindi sì, sono finiti magari in un gioco politico, tra virgolette, però almeno io penso, ormai mi sento più vicino magari al genitore. Se fossi stato il genitore avrei detto lascia stare, guarda avanti, è finita. Dovrebbero esserci altri modi per mostrare, dovrebbero esserci procedimenti adatti per dimostrare che magari non sei stata trattata nel modo in cui avresti dovuto essere trattata, cioè non dovrebbero essere costrette a ricorrere a quei metodi. Ecco. Secondo me il loro coraggio è da premiare. Hanno fatto bene, l'avrei fatto anch'io fossi in loro. Non penso siano le uniche, però appunto io avrei provato a dimostrare appunto che erano valide, che si sbagliavano come professori. Potevano con l'orale confermare che erano preparate e fargli vedere che avevano sbagliato loro e quindi confermarlo. Io non avrei scioperato, avrei fatto l'orale invece. Pride a Treviso 2024, domani le manifestazioni a Arcobaleno, un evento sottotono per la mancanza di appoggio del coordinamento LGBTE cittadino, mentre c'è chi sfregia le locandine alle fermate degli autobus. Manifesti del Pride di Treviso strappati alle fermate dei bus in stazione a Porta Santi 40. Non si svolge in un clima di condivisione il corteo previsto per sabato 29 giugno in centro città e organizzato quest'anno da Non Una di Meno con le associazioni Agedo e Famiglia Arcobaleno. Manca all'appello il coordinamento LGBTE trevigiano, assente per mancanza di forze e risorse, anche se c'è chi ipotizza la presa di distanza dalla manifestazione per questioni ideologiche. No Pride in Genocide è infatti uno degli slogan promossi da Non Una di Meno per il Pride 2024 per porre l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese. Molti lamentano della condizione di comunità o di soggettività della comunità LGBTQIA+ in Palestina, ma il problema è che le lotte vanno intersecate e di fatto la liberazione di tutti i corpi è fondamentale. Nessuna dichiarazione rilasciata dal coordinamento LGBTE che non vuole alimentare polemiche inutili e prive di fondamento. Patrocinio dell'associazione O No al Pride 2024 invaderà le strade della città a partire dalle 17 con un percorso che inizierà dalla palla di ferro della stazione per arrivare ai bastioni di Porta Santi 40. L'anno scorso avevamo scritto una carta di intenti in cui però quasi nessuno ha firmato, quasi nessuno ha sottoscritto, in cui il comune stesso non ha dato un'effettiva risposta e per cui credevamo fosse fondamentale anche quest'anno tornare a ribadire il fatto che noi esistiamo e noi abbiamo il diritto di essere qui e di prenderci le strade e le piazze di questa città. Da più di un anno le nostre famiglie subiscono una pressione non indifferente da parte del governo e si sentono minacciate nei propri diritti. Noi scendiamo in piazza anche a Treviso perché per esempio localmente non è mai stato fatto nulla per quanto riguarda le famiglie Arcobaleno. Vorremmo che il mondo cambiasse un pochino, per farlo però bisogna che tutti ci mettano un po' di impegno a partire dalle istituzioni. Invito tutti i genitori ad essere presenti al Pride per capire come sono le nostre famiglie che non hanno nulla di diverso dalle altre. 16 vescovi, oltre 150 sacerdoti hanno celebrato con il Patriarca di Venezia i funerali dell'Arcivescovo emerito di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, scomparso venerdì scorso dopo una breve malattia all'età di 80 anni. Carissimi fratelli e sorelle, l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. È questo il fondamento della speranza che ci muove e ci convoca qui oggi per dare il nostro ultimo saluto al Vescovo emerito di Treviso, Padre Gianfranco Agostino Gardin. Con questa riflessione di Monsignor Michele Tomasi sono iniziate oggi in cattedrale a Treviso le esequie del Vescovo emerito scomparso venerdì scorso ad 80 anni, 10 dei quali alla guida della diocesi trevigiana. Ed è proprio sul suo impegno a Treviso che il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha preso spunto per l'omelia, richiamando alcuni tratti del testamento spirituale che l'Arcivescovo Gardin ha lasciato alla Chiesa trevigiana.
I giorni che ancora mi rimangono saranno sempre insufficienti sia per lodare il Signore di tutti i doni da Lui ricevuti, sia per riparare alle mie infedeltà, ai miei egoismi, alla povertà della mia fede e soprattutto della mia carità. Un richiamo forte all'umiltà francescana che nel percorso terreno Monsignor Gardin ha sempre seguito dalla Basilica Antoniana fino ai massimi livelli della Curia Romana. Una missione, quella trevigiana, che Gardin accetta nell'umiltà dell'obbedienza. Il Signore, leggiamo ancora nel suo testamento, mi ha infine chiamato a servire la Chiesa di Treviso. È stata la chiamata che ho accolto con maggior timore e con una intima sensazione di inadeguatezza, anche perché la mia esperienza si era arricchita in altri ambiti della vita della Chiesa. Ho cercato di servire con semplicità, col desiderio di continuare a imparare. E in effetti ho molto imparato. Tratti dell'uomo e del religioso Gardin, richiamato in tutta la cerimonia che si è svolta alla presenza di 16 vescovi concelebranti, 150 sacerdoti e molti altri religiosi francescani, e tra loro anche Carlo Strovarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, fra Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, e fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Dio, nella sua misericordia di Padre, accolga l'anima del suo servo, il Vescovo Gianfranco Agostino, e noi, con la nostra preghiera, affrettiamo questo incontro. Andiamo ora a Mansuè, assessore a cultura, sport, politiche giovanili e turismo, ma soprattutto assessore a 19 anni. Lui è Riccardo Vendramini, neo eletto a Mansuè. Prende posto in sala consigliare. Qui la carriera di Riccardo Vendramini, 19 anni, fresco di maturità, neo eletto assessore a Mansuè, inizia nel 2014 con l'elezione a sindaco dei ragazzi. Giovanissimo ma appassionato da sempre alla politica, nonostante non sia un figlio d'arte. L'ho sempre avuta, ma sicuramente in modo preponderante in seconda media, quando mi sono candidato al Consiglio degli Studenti e ho vinto, e scherzando, ma non troppo, ho detto che nel 2024 mi sarei candidato a sindaco di Mansuè. Quando qualche anno fa cadde un governo, io ero in Croazia in spiaggia, ho preso lettino, asciugamani e sono salito in appartamento a guardarmi tutta la live del Parlamento. Cosa fare per migliorare la nostra condizione e quella del mondo? Ecco perché, ci racconta, mi interessa la politica. Parole che squarciano il buio di una narrazione, quella del mondo giovanile, sempre più appesantita dalle cronache. Appassionato di basket, batterista prediletto e studente modello. Hai una tessera di partito con te? Attualmente no, e sono stato contento che la lista dell'anno sia civica, perché lavoreremo per il paese, per i cittadini di Mansuè, non per altro. 87 preferenze prese, come dice lui, battendo casa per casa. Tra i suoi obiettivi, restituire ai giovani e ai meno giovani un luogo di incontro e socializzazione. Faremo questa casa del cittadino e delle associazioni, in cui le associazioni appunto di Mansuè avranno più spazio per loro, per gestirsi lo spazio come vogliono, e del cittadino perché spero e mi auspico che questo posto sia un luogo di aggregazione e di incontro. A volerlo fortemente accanto a sé è stato il sindaco Leonio Milanna al suo secondo mandato, che lo accompagnerà in questa avventura. Come lui intende accompagnare i suoi coetanei nell'avvicinarsi alla cosa pubblica per imparare, perché no, ad averne ancora più cura. Quello che decide la politica ricade nelle sue teste alla fine, e proverò a farlo cercando di farli partecipare appunto anche con questa carta del cittadino, con questi eventi, perché credo che se un ragazzo si mette a spendersi personalmente per qualcosa poi non va a rovinarla. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Ripartiamo da Piazza Borsa con le associazioni di pazienti e professionisti sanitari che hanno incontrato oggi la cittadinanza per parlare di incontinenza e stomia e sensibilizzare sul tema. Incontinenza che interessa il 15% della popolazione, in particolare femminile, oltre i 60 anni di età. Siamo qui per fare
sensibilizzazione e per fare anche prevenzione. Gazebo in piazza Borsa per sensibilizzare i cittadini sulla cura e il trattamento della patologia. Ricreate grazie anche alla concessione del Ministero della Cultura importanti opere d'arte a cui sono stati aggiunti presidi medici legati a chi soffre di incontinenza o chi ha subito la stomia. Colpita maggiormente la popolazione femminile, patologia legata spesso infatti a traumi sviluppati durante il parto. C'è possibilità nella prevenzione di fare diagnosi precoce e di poter avere possibilità di cura che può essere riabilitativa con la ginnastica, con gli esercizi, ma anche cura chirurgica con interventi che sono sempre più mini-invasivi. A Treviso un centro di riferimento nazionale per la prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza e il trattamento della stomia. All'interno del centro ci sono molti specialisti che si prendono in carico i pazienti affetti da questa problematica. Il centro ha anche l'obiettivo di non far sentire soli i pazienti, aiutandoli per questo a rientrare in società abbattendo i muri della vergogna. Seguiamo questi pazienti perché hanno bisogno anche sì della cura medica, dell'assistenza medica, ma anche di un'assistenza dal punto di vista amicale, di confronto con le altre persone, per capire che si può affrontare anche con un presidio medico la vita di tutti i giorni. Siamo alle previsioni del tempo che vi proponiamo come sempre con l'arrivo del weekend. Un residuo di alta pressione ci protegge in qualche modo dai sistemi perturbati e garantisce un fine settimana di variabilità tendente però a un fine settimana discreto dal punto di vista meteorologico. Vedete sulla carta del tempo questo piccolo anticiclone, un residuo che impedisce, crea ostacoli al passaggio di sistemi perturbati che comunque interesseranno la parte più occidentale, nord-occidentale della nostra pianeta. Ecco, la Lombardia sarà interessata invece già da domani da delle precipitazioni. Da noi per sabato una velatura del cielo, poi il sereno uscirà, il sereno senz'altro, il sole si farà vedere ampiamente. Sabato notte e nelle primissime ore di domenica, quindi ancora nelle ore notturne, potremmo avere un peggioramento temporaneo con qualche precipitazione più probabile, forse più intensa, ma nulla di preoccupante per ora, a ridosso dei rilievi. Poi prevarrà il sole, pure per domenica. Lunedì avremo un peggioramento più sensibile, dovremo avere di nuovo delle piogge, diciamo non intense per adesso, non dovrebbero dar particolari problemi, però ci interesseranno. Lunedì quindi sarà una giornata abbastanza perturbata dal punto di vista meteorologico. Martedì poi riparte una settimana di variabilità, ecco, il tempo ancora non si è sistemato, anche se ci sono questi sbalzi di temperatura. Appena esce un sereno il sole scalda e ci porta a un tipo di tempo veramente fastidioso. Comunque i venti saranno intanto per i prossimi giorni variabili, non intensi naturalmente, c'è un po' di vento un po' più forte naturalmente, ma una brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Le temperature, ecco, altro punto dolente, le minime 20-22 gradi, le massime intanto per sabato e per domenica 31, 32, 33 gradi anche. Da lunedì c'è un calo anche forte, soprattutto per lunedì, quindi al di sotto dei 25 gradi previsti, e poi si porteranno intorno ai 30 gradi sempre al di sotto per il resto della prossima settimana. L'alta di gradi che è previsto poco mosso. È tutto. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. In apertura alla cronaca, 2 malviventi, un bellunese e un siciliano, sono stati arrestati dalla stazione di Belluno dagli uomini della Polpost per aver sottratto decine di migliaia di euro ad una donna approfittando del suo stato di fragilità emotiva. Entrambi sono accusati di circonvenzione di incapace in concorso. Abbiamo appunto arrestato questa coppia che aveva sostanzialmente creato una relazione tossica in qualche modo, che ha avvinghiato una vittima, una signora
del bellunese, vittima vulnerabile. Bellunese lei, siciliano lui, entrambi nullafacenti e con precedenti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, sono gli identikit della coppia di malfattori arrestati dagli agenti della sezione operativa della Polizia Cibernetica di Belluno. Entrambi sono accusati di circonvenzione di incapace. In sede di convalida della misura cautelare, il giudice ha loro imposto il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora in Veneto. Una storia di polizia giudiziaria dai contorni davvero malvagi. I due affamati di denaro hanno individuato in una donna in stato di fragilità emotiva la preda da spennare. Nella errata convinzione che ci fosse un'amicizia stretta, continuava ovviamente a elargire somme di denaro a queste due persone, questo uomo e questa donna, a tal punto appunto che era riuscita a farsi accreditare richiedendo un prestito la somma di 22.000 euro sul conto corrente. Dilapidati i risparmi di una vita, la donna si è recata alle poste dove aveva il suo conto e ha acceso un mutuo. È stata proprio quest'ultima operazione a far scattare il campanello d'allarme all'ufficio postale, che ha segnalato posizioni incoerenti con la vittima. I dettagli delle indagini, illustrati dal vicequestore Michele Fioretto e da Gianluca Brancaleone della Pol Post di Belluno, sono stati illustrati questa mattina. I due Bonnie e Clyde nostrani sono stati individuati nel corso della perquisizione nell'abitazione della vittima, che da mesi li ospitava. Sono stati trovati denaro e un paio di biglietti ferroviari che hanno confermato il disegno criminale della coppia pronta a lasciare Belluno per raggiungere una località turistica della Sicilia. I due sono stati fermati proprio al binario della stazione ferroviaria del capoluogo. Preziosa la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, che ha permesso di far scattare gli accertamenti investigativi. La collaborazione fra Poste Italiane, istituti di credito e Polizia di Stato, in particolare la Polizia Postale, è fondamentale proprio in questi casi per far emergere queste situazioni di incoerenza economica, diciamo così, di situazioni personali di queste vittime vulnerabili, che poi non sarebbero riuscite, in questo caso non sarebbe riuscita a far fronte ovviamente al prestito richiesto. Dal freddo al caldo, in un battito d'ali, la risalita verticale delle temperature ha fatto scattare il piano caldo dell'UNS 1, che come ogni anno richiama i principali strumenti di protezione per le persone fragili, con particolare attenzione agli over 75. Si tratta di un protocollo operativo per prevenire patologie dovute alle temperature elevate. Imprescindibile la collaborazione dei medici di base e delle centrali operative territoriali, che hanno il compito di intercettare eventuali richieste di assistenza domiciliare, fermo restando che le situazioni di rilievo clinico saranno affrontate e risolte in ambito sanitario. Per tutte le informazioni del caso è attivo il numero verde che vedete in questo momento, l'800 53 55 35. Ed è stato firmato l'atto che sancisce la nascita di Bellum Holding, un'unica realtà per la gestione dei rifiuti di tutta la provincia di Belluno. Bellunum Holding, scusate. Restano sullo sfondo due temi critici: il futuro di Dolomiti Ambiente e della discarica di Cortina. Un risultato storico l'ha definito il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, e i sindaci, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacini e il senatore Luca De Carlo plaudono l'obiettivo raggiunto, prima tappa di un lavoro di squadra che guarda al futuro unitario della gestione dei rifiuti urbani della provincia di Belluno. Abbiamo dovuto prendere decisioni anche piuttosto velocemente, perché altrimenti andavamo a gara e il problema diventava un problema per tutta la provincia. Siamo riusciti ad arrivare finalmente a unire tutta la provincia in un'unica holding, che dopo avrà l'interesse di fare una fusione e andare avanti sia per questo, sia per, oltre per la raccolta, anche eventualmente per lo smaltimento. La firma dell'atto ufficiale di costituzione di Bellunum Holding, che aggrega i tre gestori provinciali Ecomont, Valpe e Ponte Servizi, questa mattina a Villa Carpenada, dove si è tenuta la presentazione dell'operazione che garantirà la gestione della raccolta dei rifiuti con maggiore efficienza. Intanto diamo un segnale importante: l'unità fa la forza, si innescano economie di scala e, come deve essere, insieme si lavora meglio. Poi dopo ovviamente bisogna essere in grado insieme
di avere le persone che gestiscono questa nuova attività imprese in maniera intelligente e senza fare danni. Oltre 165.000 utenze, un valore di produzione che sfiora i 37 milioni di euro, una percentuale aggregata di raccolta differenziata da piano industriale che punta all'89% entro il 2030. Con un po' di rammarico la provincia di Belluno è stata buona ultima nel realizzare il Consiglio di bacino, però poi dopo le cose si sono un po' messe in ordine, in fila. Adesso c'è questa holding, va bene perché l'obiettivo principale è quello di garantire la massima efficienza. C'è poi il tema della Dolomiti Ambiente che gestisce l'impianto di trattamento dell'umido al Maserot. È un tema particolarmente delicato, visto e considerato che quell'impianto non è un impianto strategico come spesso viene detto per quanto riguarda il piano regionale dei rifiuti, perché l'unico impianto strategico presente in provincia di Belluno di smaltimento del rifiuto solido urbano è la discarica di Cortina, altra tematica perché è di proprietà e in gestione all'Unione Montana che è commissariata. In Veneto di impianti che trattano l'umido ce ne sono 75, hanno una capacità complessiva di smaltimento di 1,5 milioni di tonnellate all'anno, il doppio di quello che serve alla regione. In sintesi, la concorrenza è alta e il Maserot deve essere reso appetibile. Sono passati pochi giorni dal passaggio definitivo delle quote del Nevegal 2021 al Consorzio Tolomeo, ma i dubbi dell'opposizione sull'operazione rimangono. 2 domande di attualità hanno aperto il Consiglio Comunale di questo pomeriggio, ma gli interrogativi sono rimasti senza risposta. Noi continuiamo ad interessarci perché secondo noi questa partita è importante per la città ed è stato anche un argomento molto toccato durante la campagna elettorale. Non abbiamo delle risposte, motivo per cui continuiamo a proporre interrogazioni e domande di attualità. Come quella che ha aperto il Consiglio Comunale odierno hanno destato un certo clamore non solo la cifra del sostegno di 100 euro alla nuova Nevegal 2021 che consente la proroga della revisione ventennale delle seggiovie, ma anche la modalità di erogazione del contributo pubblico a società privata, visto che l'interesse pubblico sulla partita era stato riformulato con una precedente delibera. È un contributo estremamente irrisorio rispetto alle necessità finanziarie, motivo per cui appunto io in replica ho detto che fatta la legge si trova l'inganno. Evasiva la risposta del sindaco che in premessa è apparso particolarmente contrariato. Rimane sempre il dubbio davanti a queste domande di attualità, interrogazioni, se siamo tutti contenti che qualcosa vada bene. Comunque rispondo tranquillamente. In precedenza il primo cittadino aveva usato toni altrettanto stizziti nei confronti del consigliere Francesco Rasera Berna, che aveva chiesto se risponde al vero che sia stata rigettata la manifestazione di interesse presentata da un gruppo di imprenditori bellunesi, come evidenziato da Gianni Pastella di Vivaio Dolomiti nella conferenza del 18 giugno scorso. Ci sono imprenditori bellunesi che sono già proposti per l'acquisto, non si capisce perché i bresciani sì e i bellunesi no. Apprendo dalla domanda di attualità che il Vivaio Dolomiti svolge una legittima critica a questa amministrazione. La chiosa del consigliere Rasera Berna è stata lapidaria. La domanda era molto semplice, lei poteva dire sì o no. Poteva anche dire sono indignato per quello che dice Vivaio Dolomiti, invece che indignarsi falsamente per quello che dice l'opposizione. Prendo atto della risposta, ma mi tocca aggiungere che i segreti in una piccola città come Belluno è un po' difficile mantenerli. Grazie. Siamo a Feltre, dove si è aperta la 38esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale che animerà la città murata fino al 30 giugno. 150 gli espositori e artigiani provenienti dal Triveneto e da molte parti d'Italia sono ospitati negli androni dei palazzi antichi del centro storico di Feltre. Assieme a loro anche una rappresentanza di artigiani stranieri che provengono dai paesi dell'Oriente, omaggio ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore simbolo dell'apertura di Venezia al mondo. Fitto il programma di eventi culturali e spettacoli in un programma pensato per appassionati ed esperti del settore, ma anche a misura di famiglia. Con queste belle immagini noi ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona visione ancora con Antenna 3. Arrivederci.